Martedì 7 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il mondo dei cantieri del territorio bellunese, questo il titolo. Riaprono i grandi cantieri, finite le ferie da oggi la galleria del Comelico di nuovo chiusa di notte. Tunnel Palarossa si scava nel 2025 in provincia, investimenti per 930 milioni di euro, trafori di valle età in ritardo non saranno pronti per i giochi olimpici di Cortina. I cantieri ANAS, Simico e Veneto Strade, che si riaprono oggi, ipotecano un anno decisivo per interventi che comportano investimenti pari a 930 milioni di euro, mai viste tante opere insieme nel bellunese. Questa sera riprenderà il cantiere notturno nella galleria del Comelico, con chiusura dalle 22 alle 6 del mattino, con 100 milioni di investimento, termine dei lavori previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Gli approfondimenti di Dalmassa, pagina 16. Belluno, park permessi per i residenti, il rinnovo è un'odissea. L'approfondimento di Alessia Forzina, pagina 19. Sempre dal capoluogo torna la voglia di palaghiaccio, il capoluogo ne ha bisogno, l'approfondimento a pagina 18. Procreazione assistita nei LEA, bimbi in provetta, Veneto apripista, ora pagano tutte le regioni, l'approfondimento che interessa l'intero territorio regionale è a firma di Duccoli e lo troveremo a pagina 13. La foto di copertina invece è dedicata ai soccorsi in pista, numeri record durante le festività, 231 interventi di assistenza agli sciatori infortunatisi sui monti bellunesi, l'approfondimento di Cristina Contento a pagina 17. Folla, regali, auto d'epoca, Piazza Martiri, grande festa con la Befana, l'approfondimento di Distillo a pagina 19. Il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 396 giorni alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Lite con Fratelli d'Italia, ricerca di altri appoggi, la Lega per il Veneto è pronta a tutto, il retroscena della tensione fra alleati, possibile lo scambio con la Lombardia. Questi richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati alla provincia di Belluno e al Veneto. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda appunto gli interventi di soccorso per gli sciatori in provincia di Belluno in questo periodo di festività. Feriti sulle piste da sci 15 al giorno. I carabinieri e l'USL tracciano un bilancio delle festività. Nel solo ponte dell'Epifania l'arma è intervenuta 50 volte, la maggior parte degli incidenti è dovuta a distrazioni. I 2 elicotteri del SUEM impegnati ogni giorno fino a ieri. Troppe distrazioni in pista e fioccano gli incidenti. I carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo tracciano il bilancio del lungo ponte dell'Epifania, 50 i loro interventi di soccorso in pista dei comprensori di competenza, ma il quadro complessivo di queste festività sulle nevi arriva dai dati della rete di emergenza urgenza dell'US numero 1 Dolomiti. Dal 20 dicembre scorso al 5 gennaio 2025 sono state effettuate 231 interventi in pista, molti dei quali con i 2 elicotteri, è una media di quasi 15 feriti al giorno. Si è trattato principalmente di incidenti autonomi, spiega l'Arma, soprattutto cadute. L'approfondimento di Bonetti a pagina 3. Sul San Pellegrino hanno sciato insieme ai turisti, questa è la foto di copertina del Gazzettino di Belluno. Goggia e Von abbraccio dalle campionesse a Falcade. Epifania da campionesse a Col Margherita con un gruppo di atleti in allenamento in vista della Coppa del Mondo di Cortina. Tra di loro Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn, che hanno sciato insieme ai turisti sul San Pellegrino. L'approfondimento di Ciprian a pagina 3. Finile demolito, da lì era partito il maxi incendio, lo stabile di Frassenera sotto sequestro ma pericolante, via libera della procura. Il finile pericolante, da dove era partito il rogo che venerdì sera ha bruciato 3 case a Frassene di Voltago Cordino, ieri è stato abbattuto. L'intervento, che ha avuto il via libera dalla magistratura e che ha posto sotto sequestro la struttura, si è reso necessario per l'incolumità pubblica. La struttura rischiava di collassare, il sindaco Giuseppe Schina ha chiesto di poter intervenire. Demolita tutta la struttura di legno sopra, le operazioni si sono concluse ieri alle ore 18. L'approfondimento di Fontalive a pagina 10. Feltre ruba una pecora dal presepe e poi confessa, sottratta la pecora del presepe presente in piazza Trento e Trieste a Feltre, arrivano le scuse da parte dell'autore del gesto e la riconsegna dell'opera d'arte. L'approfondimento di Scarton a pagina 6. Concorsi deserti, nessuno vuole lavorare in municipio, l'approfondimento di Marsiglia a pagina 2. Santo Stefano, incidente in galleria, assolto il cantiere e il sindaco, cercate di essere prudenti.
Riparte oggi il maxi cantiere all'interno della Galleria Comelico. Nel frattempo ieri da più parti sono giunti gli auguri di pronta guarigione ai feriti dell'incidente di domenica, le cui cause escludono responsabilità legate al cantiere. Il sindaco Comis lancia un appello: andiamo tutti piano. Questo l'augurio del sindaco del comune di Santo Stefano di Cadore. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Belluno, Lotteria Italia, record di giocate in provincia. E sempre dal capoluogo 100 pacchi dai vigili ai frati di Mussoi. L'approfondimento di Dodonà a pagina 5. La Tebusca e i club ampezzani fanno man bassa di piazzamenti all'esordio. L'articolo di Cavallette ci aspetta a pagina 14. Hockey Feltre ruba l'album di figurine dei giocatori. L'approfondimento di Mondina a pagina 7. E ancora il caso maestro di sci in Austria, il titolo valido anche qui. Remo Gavaz della Val di Zoldo aveva effettuato corsi compensativi e ha vinto la sua battaglia con sentenza del Consiglio di Stato. L'approfondimento di Bonetti a pagina 9. Ed ecco la prima notizia che troviamo all'interno del Gazzettino di Belluno. Manca personale, bandi prorogati, il comune è costretto a riaprire i termini per 5 degli 11 posti messi a concorso prima di Natale. Nessuno si è fatto avanti. L'assessore Gamba: una volta c'era la coda per avere un posto fisso, ora i giovani più svegli preferiscono il privato, gli altri aspettano. Il settore più in difficoltà è quello tecnico, abbiamo bisogno di periti industriali, ma non ci sono. Parte la settimana corta alla primaria di Castione, ma solo per le prime classi. Altra notizia in questa pagina, firma di Santin: saranno necessari più sabati di recupero per rispettare il monte ore previsto dal Ministero nell'accordo di 9 mesi. E sempre a proposito di formazione, l'Ollino aperto e inglese sopra la media. Domani l'Istituto di Via San Pietro apre le porte per illustrare l'offerta formativa e le performance. Continuiamo con pagina 3, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Sciatori distratti, soccorsi a raffica, 50 solo nel weekend. Appello dei carabinieri per la sicurezza, è importante una condotta responsabile. Si tratta della maggior parte di schianti autonomi, spesso anche per velocità. La rete di emergenza e urgenza dell'USLA dal 20 dicembre scorso ha gestito 231 soccorsi, 15 al giorno in media. Prima Cortina, dove gli elicotteri intervengono più volte al giorno, seguono Arabba e altri comprensori. Siamo a pagina 5, notizia dal capoluogo. La Befana riempie anche la mensa dei frati. 100 auto d'epoca cariche di doni sono partite da Mussoi dopo la benedizione di Fra Elvio. Operate con prudenza, i pacchi alimentari sono stati lasciati ai piedi del comandante della polizia locale e finita la festa sono tornati dai cappuccini. Ed ecco alcuni scatti dell'evento che ha visto anche la partecipazione di tante persone. Lotteria Italia, biglietti su del 28%, la provincia segna il record italiano. Passiamo a Feltre, presepe danneggiato, scuse del vandalo, la pecora rubata dalla sacra rappresentazione di piazza Trento-Trieste è stata riconsegnata agli artisti allestitori. Il pentimento dopo un post in un gruppo su Facebook dove erano state illustrate le generalità del maleducato. Vecchierella in pediatria con le calze, notizia che riguarda l'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, e ancora da Pedavena in 350 di corsa sulle scope per il centro del paese. Passiamo a un'altra notizia che riguarda il Feltrino, pagina 7 del Gazzettino. Hockey Feltre, figurine a ruba, in pochi giorni al via alla ristampa. Il dirigente Luca Vettorata: l'iniziativa dell'albo è andata oltre le più rosee iniziative, esaurita quasi subito. Bando aree svantaggiate, il comune incentiva la residenzialità locale. L'approfondimento di Valerio Bertoglio riguarda il comune di Sovramonte. E da Sovramonte a Santa Giustina, pronti ad affrontare le sfide future, il DUP è adeguato. Il sindaco Minella ha illustrato le strategie future, la minoranza aumento non giustificato delle tasse. Passiamo a pagina 9, Val di Zoldo, maestro di sci in Austria, titolo valido. L'insegnante aveva svolto alcune prove compensative, il Consiglio di Stato gli dà ragione e accoglie l'appello. Dopo una prima sentenza negativa del TAR Remo Gavazza, residente a Zoldo, non si è dato per vinto e ha fatto ricorso. E ancora dalla Val di Zoldo, cane fugge per i petardi e scompare, appello del gruppo Acchiappa Levrieri. Continuiamo con una notizia che riguarda la Gordino. Voltago, demolito il finile del rogo per sicurezza. La struttura da dove è partito l'incendio, che ha rischiato di bruciare mezza Frassene, stava crollando. Ok della procura, Altabiera sotto sequestro penale, ma il sindaco Schena ha chiesto un'eccezione. Era spiombato di 10 centimetri. Ne andava dell'incolumità di tutti, messi in sicurezza anche gli altri tetti. Nessun rischio per la strada. E vediamo, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la situazione del finile prima e dopo il suo abbattimento. Canale d'Agordo, cataste di rifiuti, benvenuti nel paese del Papa, lo sfogo social per l'area a canale destinata ai turisti delle seconde case. Il servizio di raccolta deve essere puntuale.
Alleghe, il barone è re degli après-ski e ruba la scena a Il Pagante. Il suo show, accanto al duo musicale che si è esibito al Morizzino, è diventato virale sui social. Notizia dal Comelico Santo Stefano, oggi riapre il maxi cantiere, andate piano in galleria, l'appello del sindaco Comis, anche dopo lo schianto di domenica e le polemiche, i lavori riprendono come da programma, fate attenzione e prestate molta cautela. Notizia di spalle, Pieve di Cadore, CAI, 100 candeline, obiettivo più soci, la sezione cadorina si prepara alla festa con eventi e iniziative. Auronzo, Veccia, pronta per la Lavaredo Ultra Trail, domenica la discesa dal campanile, ieri i dolci ai bambini. Sport afro, poker in trasferta e quinto posto blindato, 4-1 il risultato finale per il mondo dell'hockey. Ma queste sono le notizie principali che troverete nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita alla provincia di Belluno la troviamo a pagina 16 e riguarda la viabilità. Oggi riaprono i grandi cantieri, galleria del Comelico chiusa di notte. Si rimettono in moto i lavori di ANAS, Simico e Veneto Strade, tunnel Palarossa, interruzioni alla circolazione fino a giugno. Il Focus, nuova variante di Longarone, il 15 gennaio progetto svelato per i paramassi da installare lungo il Fadalto, stanziati 49 milioni di euro. Vacanze di fuoco in pista, 14 interventi al giorno, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio a quanto avvenuto in questi giorni sulle piste bellunesi. Mobilità, treni, il 95% delle corse è arrivato puntuale nel 2024. Dai treni alla Dolomiti Bus, Calalzo, Feltre, Pecol, cambio orario dei bus, tutte le informazioni le trovate in questa pagina del Corriere delle Alpi. Continuiamo con pagina 18, notizia dal capoluogo, piace la pista di ghiaccio sui pattini tutto gennaio, ora serve un impianto. Migliaia di persone in Piazza dei Martiri, sul tavolo un'ulteriore proroga. Battistele, il capoluogo non può non avere una struttura, l'interesse è enorme. Siamo a pagina 19, centro storico, permessi ZTL per i residenti, il rinnovo diventa un'odissea. Dal 2024 se ne occupa Bellunum, agli utenti nessuna mail di avviso scadenza. 2 mesi per avere il tagliando, chi non ci è riuscito da gennaio paga 30 euro in più. E continuiamo con le notizie del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 21, disabilità, comunità, alloggio e centri diurni, più soldi da Venezia. Quote sanitarie riviste dopo l'aumento dei salari delle Coop, anche i comuni dovranno adeguare il loro contributo sociale. Notizia di spalle, cattedrale chiusa per adeguamenti, riapre il 20 marzo, per il vescovo sarà un'opera di liturgia, sostituiremo anche l'altare principale. Pagina 22, Feltre, aule didattiche a Borgo Ruga, edificio delle Braite, sede della CTRP, presentato il piano delle opere pubbliche per il 2025-2027, priorità al trasferimento della portineria al nuovo ingresso. E sempre dal Feltrino tornano i bus sostitutivi nella tratta Montebelluna, altri 6 mesi di sacrifici per studenti e lavoratori che usano il treno per spostarsi. RFI ha predisposto cantieri lungo i binari fino al 15 di giugno. In scarpe da ginnastica 340 Befane, primeggiano Polesana e San Galli, notizia in questo caso che ci porta a Pedavena con una iniziativa dedicata alle Befane. Feltre, appello della proprietaria, bici rubata a fine anno in zona Traversere, mi serve per il lavoro. E ancora Feltre, in versione di marcia e schianto sullo scooter, assolte le lesioni gravi. Siamo a Sette Ville, fugge dall'Al dei Carabinieri, denunciato un 24enne, il giovane straniero di Sette Ville, inseguito per 10 km, guidava senza la patente che gli era già stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Santa Giustina, Consiglio Comunale, scontro su Maserot, IMU e rete dell'asilo, DUP approvato dalla maggioranza. Il sindaco Minella, bilancio equilibrato e strategico, Ennio Vigne, i cittadini colpi da aumenti del tutto evitabili. Limana, raide di ragazzini alle scuole, talo, il sindaco, ora serve più dialogo, il sindaco invita famiglie e istituzioni a confrontarsi dopo il tentativo di intrusione, piccinotti della minoranza pronti a collaborare per iniziative contro il disagio. Galdolomiti, alla ricerca di un giovane da assumere, tutte le notizie le trovate sul sito appunto del Gal Prealpi. E ancora Borgo Valbelluna, Hauser Lentiai, bilancio positivo in un anno 25.300 chilometri. Notizie da Ponte nelle Alpi, la svizzera Ruta è figlia di un bellunese che attorno alla Pasqua del 71 si trovava a Perugia a visitare dei parenti. Cerca a Ponte il padre mai conosciuto, l'analisi del DNA mi collega a Cugnan. L'approfondimento di Cristina Contento vi aspetta a pagina 26.
Alpago ciclabile da completare e fondi della fusione sotto i riflettori ad Alpago. Notizia di spalle, Longarone lotta alla violenza e tutela della salute per la fraternità. Siamo in Val di Zoldo con pagina 27, cittadinanze, Zoldo mette un freno, 600 euro per aprire la pratica. La finanziaria autorizza la richiesta dei Pellegrin, ora la provincia coordini i comuni bellunesi. Continuiamo con Cortina, commissariato, oggi partono i lavori per la nuova sede dell'ex stazione, l'imperativo è quello di terminare prima delle Olimpiadi, il cantiere inizierà dagli scavi per il parcheggio a 2 piani, spazi ben organizzati con ampie metrature e accessibilità anche per i disabili. Borca di Cadore, weekend alla scoperta dell'armocromia, l'appuntamento è dalle 10 alle 17, appunto per questo fine settimana. E ancora da Cortina, delegazione di Fratelli d'Italia in visita alla polizia e ai carabinieri. De Carlo, il senatore, ha accompagnato colleghi parlamentari ed europarlamentari a conoscere il lavoro in loco delle forze dell'ordine. Continuiamo con pagina 29, portò il gelato a Utrecht, addio Italo De Lorenzo, l'imprenditore e bobbista aveva 85 anni e il carillon del Duomo della città ha suonato per lui quel mazzolin di fiori, giovedì i funerali anche in rete. Pieve di Cadore, il capodanno in piazza è stato un successo e già si ripensa al prossimo. Ancora da Pieve di Cadore, catturati i 2 cani che hanno aggredito una persona a Tai. Dalla rubrica Cultura e Società, Fallaci e Biagi, il coraggio delle scelte, i 50 anni dei libri di 2 giganti del giornalismo che hanno affrontato temi vitali, il diritto all'aborto e il racconto di una generazione che ha perduto tutte le guerre. Dalla rubrica Giorno e Notte, un De Massa, il dialetto feltrino, apre Quisquiglie e Bazzecole. Sabato 11 la compagnia Fonteatro apre la rassegna Albice Lazzari di Quero, 3 commedie brillanti, un monologo di Paolo Rozzi e All'ombra di Cyrano. E domenica a Fonzaso torna Zapping Teatrale e sarà il pubblico a decidere il vincitore, iniziativa di Dolomiti Hub. E adesso lo sport, calcio di Serie D, Dolomiti in arrivo 2 uomini giusti, ma è un buon pareggio. Dopo San Martino di Lupari la dirigenza si concentra anche sul mercato, Visinoni ha liberato una casella e ci saranno senza dubbio delle novità. Cross 20° Sirbu, Campaccio, Lucia Arnoldo chiude subito in top 10 al debutto fra i grandi. Pallavolo Serie 3, Martinez, Coppa, obiettivo importante, Belluno sta migliorando in tutti i settori. Hockey Alps League, l'Afro batte lo Zelamse, punti pesanti per il Master Round. E sempre dall'Hockey, Italian Hockey League, il Feltre vince da Piano, doppietta di Korkiakowski, l'Alleghi si schianta contro il muro varese. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Prevale nel complesso un cielo nuvoloso ma con copertura un po' più insistente sulla pianura e schiarite più significative in montagna, parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.